Avrei voluto iniziare la puntata odierna di Penalty nella solita maniera briosa, soprattutto oggi in occasione della presentazione delle nomination dei Penalty Awards 2023, ma ahimè la inizio con una notizia drammatica che ha già fatto il giro del web, ma non soltanto, perché tra tutti gli addetti ai lavori il tantam è stato frenetico. Santo Palma era veramente un amico di Penalty, ospite tantissime volte con i suoi commenti sempre molto competenti, ma soprattutto sempre molto veri e mai celati. Ci lascia veramente un grande uomo, una persona meravigliosa, un vero amico. La sua scomparsa ci lascia veramente esterrefatti e anche un po' impreparati. Una cosa è certa, nella scatola dei nostri ricordi porteremo per sempre la grande e meravigliosa storia di Santo Palma. E per aprire la trasmissione di Penalty di questa settimana vogliamo dedicargli la giusta e doverosa copertina. È passato tanto tempo, vivere. Non sempre prendendo giocatori importanti si migliora. Tutti molto vicini in questo mio momento un po' particolare, in tanti ci hanno costruito verità che non sapevo neanche io. Io la verità la so io e il Presidente, c'è il momento in cui tra due persone che lavorano insieme si può anche sbattere la porta, probabilmente ho anche esagerato. Vivere, è passato tanto tempo, vivere. Abbiamo il nostro destino nelle mani per quanto riguarda il campionato e quindi bene così. Intanto sei contento che è arrivato sin qui da solo? Eh sì, almeno lo vedo, perché tra il fatto che gioca, la scuola, il fatto che poi ha 18 anni, quindi sai, ragazzi di 18 anni... vabbè, però... E i miei impegni... Ma sei contento di quello che sta facendo con il Città di Mascalucia? Io ho visto delle cose molto interessanti. Ma guarda, innanzitutto sono contento che è tornato a Mascalucia, dove comunque si trova bene con la società, dove hanno un buon rispetto per lui perché se l'ha guadagnato l'anno scorso con ottime prestazioni. Quindi poi ha un allenatore che è giovane, che lo aiuta, bravo. Va benissimo così. Io E sono poi è un 2000, insomma, anche tu in qualità... guarda, è vicino a casa, va in motorino, la mamma non si preoccupa e quindi per me va benissimo così. Potrà mai lavorare col papà? Non lo sappiamo. Ma guarda, fino ad oggi ho detto sempre a mio figlio una cosa, che lui non ci ha mai lavorato con me, non ci ha mai lavorato, non ci ha mai giocato lui con me. Sì, perché ha lavorato giocato. Perché ho preferito che lui giocasse e che si facesse un nome, fra virgolette, un nome che si potesse rispettare per la persona che è. Ma è sulla buona strada, perché ne parlano molto bene, è un giovane molto oggi interessante. fa la mia stessa categoria, io sono primo, lui è terzo, quindi è meglio di tutti. Se gioca nella mia categoria è terzo, a casa tua sono non, tutti contenti. Non potrebbe giocare con me. Vivere, vivere, anche se sei morto dentro, vivere, vivere, e devi essere sempre contento, vivere, vivere, è come un comandamento, vivere. È una promessa che ho fatto al mio Presidente, che è quella di centrare tutti gli obiettivi che avevamo quest'anno. Toccherà a me l'onore e il piacere di comunicare il nome di colui che vince. Il nome vince la categoria miglior dirigente campionato di promozione 2018-2019 il direttore sportivo Santo Palma del Ragusa Calcio. Allora Santo, vieni qui, finalmente ho il piacere di invitarti ai Penalty Awards, nome importantissimo del calcio dilettantistico e non solo, direi pure. Quest'anno ci sali su questo palco, tra l'altro con un'accoppiata Coppa Campionato, a dimostrazione del lavoro bellissimo che hai fatto in quella di Ragusa, ma soprattutto con la determinazione che ti contraddistingue, quello di non mollare mai. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, di sicuro non era facile. Come diceva prima il mister, la nostra situazione era quasi disastrosa. 12 mesi fa da Ragusa c'era solo il nome e basta, calcisticamente parlando. Grazie al lavoro del mister e dei ragazzi e anche della proprietà ovviamente siamo riusciti in questo bellissimo traguardo.
perché fare una doppietta non è facilissimo, anzi tutt'altro. Io invece però voglio dire una cosa, visto che oggi qui comunque c'è tanta gente di calcio come noi, crediamo in quello che c'è nei dilettanti. Nei dilettanti ci sono tantissimi allenatori bravi e dirigenti bravi, basta guardare la Lega Pro, il nostro girone, ok? 2 allenatori vengono fuori da una trafila immensa, Peppe Raffaele ed Ezio Raciti, tantissimi allenatori come quelli dei portieri del Siracusa e della Leonzio, i team manager del Catania, sono tutti figli dei dilettanti e di quei presidenti premiamo la meritocrazia, lasciamole stare tante cose. Io capisco che oggi la situazione economica è difficoltosa per tutti, però premiamo chi va premiato in questo calcio, chi invece vuol dare una mano con i soldi lasciamogli stare a ruoli organizzativi, mai tecnici. Tecnici prendete gente brava e giovani, che ce n'è tantissima, non tutti gli anni sono uguali. L'anno scorso mi hai premiato avendo vinto tutto, Coppa Italia e campionato di promozione a Ragusa. Quest'anno invece sono io a premiare, però credo che il calcio è una ruota ed è giusto che sia così. Siamo in tanti, bello così, almeno vinciamo un po' tutti quanti. La meravigliosa storia di Santo Palma, anche attraverso alcune immagini delle sue ospitate proprio qui a Penalty, sì, a Penalty, dove lui era veramente di casa. Ma la palla rotola. Sono tornate in campo le 2 siciliane nelle semifinali playoff del campionato di eccellenza. Parliamo del Siracusa Calcio e dell'Enna Calcio, entrambe vincenti fuori casa. Si scontreranno nella finalissima che permetterà ad una di loro di disputare la prossima stagione il campionato di Serie D. Eccola qui la schermata dei risultati con il Siracusa Calcio che vince contro l'Ercolanese 2-1 e l'Enna Calcio vittoriosa in casa della Promosport 3-2. Si parte dopo 2 minuti con Villella che mette in mezzo, Rekic non riesce a deviare l'interessante pallone proveniente dalla sinistra al 18esimo, scarica così, scozza Fava ampiamente alto, oltre la traversa Denisi, lancia De Martino, siamo al 21esimo, in area di rigore, fa tutto bene, tranne la cosa più importante, ovvero la conclusione che finisce al lato, così come finisce al lato la punizione di Villella, continua Villella a essere il più pericoloso dei suoi, qui salta Scaletta col colpo di petto, impegna Di Carlo sul secondo tentativo, si difende bene l'Enna, minuto 28, punizione di Prestia, si dimenticano tutti dell'uomo più sbagliato in area di rigore, Ivan Agudiak, 0-1 dell'Enna che passa dunque al Gianni Renda, ci prova Colosimo in area di rigore, pescato alla perfezione, si gira altrettanto bene ma mette clamorosamente al lato, finisce il primo tempo nella ripresa, l'Enna mette al sicuro il risultato quando siamo al minuto 73 grazie ad una magia, calcio di punizione, siamo intorno ai 20 metri, Arcidiacono se la fa appoggiare, finta la prima conclusione, scarica col mancino all'incrocio, 0-2 gara che ormai sembra chiusa quando al minuto 82 moto d'orgoglio da parte dei padroni di casa col colpo di testa di Baclet che dimezza le distanze, minuto 87, ancora Enna pericolosa, ancora Enna in rete a sinistra, Salvatore Federico fa tutto da solo, difende il possesso, scarica una legnata col destro e trova il gol del 3-1, ancora Arcidiacono avrebbe l'occasionissima per fare poker, la mette però al lato, ultima occasione al 92esimo col gol di Caddi che va a sancire il definitivo 2-3, sarà dunque finale tutta siciliana tra Enna e Siracusa che nel frattempo si sbarazza dell'Ercolanese, in palio un posto in Serie D. Nella splendida location del Teatro Garibaldi di Enna vi aspetto giorno 20 giugno a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito per la meravigliosa passerella del calcio dilettantistico siciliano, i Penalty Awards, da non perdere, qui ad Enna, Teatro Garibaldi, giorno 20 giugno alle ore 16. La storia siamo noi.
Si parte dal 3-0 dell'andata, partiti. Primo pallone per i ragazzi di Mister Squillante, subito lancio profondo di Marigliano in avanti a cercare uno tra Matrone e Esposito, pallone lungo che finisce tra le braccia di Lumia. Mitera va profondo a cercare Ficarrotta e in anticipo esperimento aggancia il pallone Palermo che restituisce il pallone alla propria retroguardia. Ora prova il lancio profondo la difesa del Siracusa, pallone per Ficarrotta che svaria su tutto il fronte offensivo, ora si trova a sinistra e contro Marigliano, il cross di Ficarrotta direttamente tra le braccia di Maiellaro. Maiellaro rilancia profondo in avanti, cercare ancora una volta Esposito, ancora in anticipo Porcaro ma recupera il pallone Galesio. Ora allarga ancora a destra dove c'è Marigliano, Marigliano lancio profondo, il pallone arriva in qualche modo a Galesio, Galesio la mette giù, ci prova Galesio da fuori! Il pallone taglia tutta l'area, finisce di poco sul fondo, subito occasionissima per il Colonese al minuto numero 4. Marigliano allarga a destra dove c'è Onda, Onda avanza palla al piede, ne ha due di fronte, poi allarga per la sovrapposizione di Marigliano, il cross al centro di Marigliano, pesca la stoppa al minuto 17, al Colonese 1, Siracusa 0, il gol di Nicolas Pesce! L'uomo che non ti aspetti! Non si grava addirittura dalla seconda giornata di campionato, Nicolas Pesce di testa, la mette dentro e riaccende le speranze. E il Colonese 1, Siracusa 0. Esposito, gioco di gambe, ancora Esposito. Esposito viene dentro il campo, ancora si appoggia all'indietro a Pesce, Pesce ha un po' di spazio, Pesce pallone dentro per Galesio, la mette giù, ancora Galesio, il miracolo di Lumia, non è finita, ancora Esposito in possesso del pallone, ancora Esposito, numero di gambe, ancora Esposito va verso il fondo, l'ultimo tocco di Palermo. Sbaglia però qui l'appoggio Matrone, il pallone arriva a Ficarrotta che ci prova da fuori e c'è il pareggio del Siracusa. Dal nulla al minuto numero 40 arriva il gol del Siracusa. Ficarrotta salta a Matrone, ancora Ficarrotta arriva lì, si posiziona il pallone, poi filtrante al centro per Arché. Arriva il raddoppio del Siracusa in contropiede al minuto 58. Archen fa 2-1. E finisce qui. Il Siracusa batte il Colonese per 2-1 ed accede alla finalissima per l'ingresso in Serie D. Termina qui il percorso comunque straordinario dell'Ercolanese che si ferma in semifinale. Saranno dunque due siciliani a scontrarsi nella finale playoff che determinerà la vincente che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. E adesso voltiamo pagina perché, come avevo anticipato proprio in apertura della nostra trasmissione, doveva essere una puntata certamente un po' più allegra perché era l'occasione giusta per presentare le nomination dei Penalty Awards 2023. Il nostro impegno lo manteniamo anche in memoria di Santo Palma. A voi subito le nomination del campionato di eccellenza per quanto riguarda i Penalty Awards 2023.
Penalty Awards 2023. L'evento più importante del calcio dilettantistico giunge alla sua 10ª edizione. Ancora una volta la passerella del meglio del calcio siciliano nella manifestazione più attesa. Alla presenza di tecnici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori, personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, vi aspettiamo con ingresso gratuito martedì 20 giugno alle ore 16 presso il Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards 2023, 10ª edizione. La storia siamo noi. In onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, dal 26 al 28 giugno alle ore 13. Conduce Ettore Tortorici. Produzione esclusiva Play Village. Dopo le nomination del campionato di eccellenza è la volta adesso del campionato di promozione.
Sia per quanto riguarda il campionato di promozione che per il campionato di eccellenza sono 6 le categorie che gareggeranno ai Penalty Awards 2023. Miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente. Mentre per quanto riguarda le nomination del campionato di prima categoria, che vedremo tra qualche istante, sono solo 3 le categorie che gareggeranno: miglior giocatore, miglior allenatore e anche miglior dirigente.
Concludiamo il pacchetto delle nomination con la presentazione dei 3 allenatori che vanno in gara per quanto riguarda la categoria miglior allenatore siciliano del campionato di Serie D. Abbiamo dunque presentato tutti gli atleti, i dirigenti, gli allenatori che saranno in gara giorno 20 giugno nella 10ª edizione dei Penalty Awards 2023. Abbiamo concluso questa prima parte della nostra trasmissione, adesso ci fermiamo e vi anticipo che la seconda parte sarà dedicata interamente a Santopalma. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Prima parte della nostra trasmissione inaugurata purtroppo con la notizia della scomparsa di Santopalma, proseguita poi con il racconto delle 2 semifinali vinte dalle squadre siciliane che si giocheranno la finalissima per l'ammissione al campionato di Serie D la prossima stagione, e poi abbiamo concluso con la presentazione invece delle nomination dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, che sarà di scena ad Enna il 20 giugno a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Garibaldi. Tutta la seconda parte invece sarà dedicata interamente a Santopalma. Lo rivedremo in una trasmissione che ci ha visto protagonisti qualche anno fa. Anche in questa trasmissione vedremo il nostro caro amico Santopalma come al solito vero, come lo è sempre stato. Ben ritrovati con B-Side, l'altro lato del calcio. Prima di conoscere il personaggio che accompagnerà la prima parte della nostra trasmissione, sveliamo un suo amico che ci darà comunque alcune note appunto della sua personalità. È un giovane ragazzo, si chiama Simone. Ciao Simone. Buonasera a tutti. Allora Simone, la persona che conosci credo che forse la conosci molto bene. Abbastanza bene. È una persona disponibile con te che sei giovanissimo, oppure una persona che insomma ti bacchetta anche un po' troppo? È un'adeguata via di mezzo. È una persona che c'è sempre stata nella mia vita. Sì?
ma che mi bacchetta continuamente nella mia vita, e questo è forse il suo più grande pregio, perché è il mio motore di spinta per raggiungere i miei obiettivi. Quindi quando c'è da elogiarti ti elogia, quando c'è da bacchettare perché sbagli, essendo giovane, non ci pensa due volte. Sì, senza dubbio. Ma ti amareggia questa cosa quando ti bacchetta No, o ti no, dà no, invece sprono? Assolutamente, mi sprona perché, come dicevo prima, è il motore della mia vita, che porta a raggiungere i miei obiettivi, le mie ambizioni. Poche volte comunque ricevo un bravo, perché già subito mi viene detto pensa al prossimo obiettivo. Quindi una persona che ha una personalità considerevole su di te, ed è una persona che probabilmente vuole che sbagli poco. Sì, assolutamente sì. E per me è una guida, perché prova a non farmi fare gli stessi errori che magari ha commesso lui, però è il percorso di vita, ci stanno gli errori, quindi va bene così. Ci piace questa cosa che hai detto, grazie Simone. E allora a questo punto, subito dopo la sigla, scopriremo il primo ospite della nuova puntata di Football Beside. Siamo decisamente curiosi a questo punto di conoscere la figura di questo nuovo personaggio che accompagna la puntata odierna di Football Beside. Anzi, sono talmente curioso e sono soprattutto contento di presentarvelo subito. Abbiamo qui con noi Santo Palma. Ciao Santo, ben trovato. Allora Santo, come tu ben sai, questa è una trasmissione dove si parla di calcio in maniera molto marginale, mentre invece cerchiamo di scoprire la figura dei nostri ospiti attraverso altre sfaccettature. Quindi cercheremo di capire anche un po' quelli che sono i tuoi sogni, le tue speranze, le tue attitudini e, perché no, anche le tue preferenze in tanti campi. Tra l'altro voglio sottolineare che all'interno della nostra scenografia abbiamo volutamente inserito due oggetti che all'apparenza potrebbero sembrare abbastanza comuni, però rappresenteranno per te delle domande importanti. Le domande te le faccio dopo, gli oggetti sono ben chiari, abbiamo un mappamondo e anche un telefono stile anni 50, non come quello moderno, che come tu ben sai ha un po' cambiato un po' tutta la nostra vita. Santo, che valore dai all'amicizia? Beh, l'amicizia è una cosa importante, anche se nell'arco della tua vita comunque hai un modo diverso di vederla nell'arco di decenni, da decennio a decennio. Certo. L'amicizia di un ventenne non sarà mai quella di un quarantenne o giù di lì. Cambia la percezione dell'amicizia, devo dire la verità, oggi avere amici non è semplicissimo. A maggior ragione quando per un motivo o per un altro puoi dare nella tua vita, allora devi stare molto attento alle persone che ti circondano. Anche perché l'amicizia è dare e avere. No, devo dire la verità, secondo me l'amicizia più che altro è dare. Sì, vabbè, è anche vero che se è un vero amico dall'altra parte, credo che ci sia la disponibilità anche da parte sua a dare. E quindi avrai in automatico. Certo, ma questo è vero, se è un sì, rapporto è di giusto. amicizia fra delle persone, la prima base è quello di dare al tuo amico, evidentemente avrai anche. E dico la verità, non ho moltissimi amici, nel senso vero e pieno di questa parola, però quelli che ho accanto... Perché frequenti forse troppo il mondo del calcio? Beh, diciamo che lo frequento da quando avevo 6 anni, quindi Bravo. sono 41 anni che sono dentro, Sì. quindi no, ma Non è questo. il mondo del calcio è solo forse la massima espressione della pochezza che oggi viviamo sotto certi aspetti per quel che riguarda valori e rapporti umani, ma non è che fuori del mondo del calcio nella vita reale si vada tanto meglio. Oggi il valore dell'amicizia si è perso, oggi l'amicizia è più che altro interessi, fatta eccezione per quei pochi amici veri che una persona può avere. In poche parole, quando si ha un amico bisogna veramente tenerselo stretto, perché appunto è difficile poter incontrare una persona che sia sempre, quasi sempre dalla tua parte. Quando si ha un amico l'amicizia si coltiva tutti i giorni, con le parole, con i comportamenti, perché l'amicizia non è un dono che ti viene dato e che ti rimane a vita. L'amicizia è una cosa che va coltivata tutti i giorni, con i piccoli gesti, con le piccole parole. Ed è questo anche lo stesso insegnamento che probabilmente stai dando ai tuoi figli, che da quello che ho capito sono due punti fondamentali della tua esistenza insieme a quella di tua moglie. Diciamo che il mio nucleo familiare è la mia esistenza. Nel resto della mia vita tutte cose diventano futili, dal lavoro a qualsiasi altra cosa faccio. Perché Passa è tutto in secondo piano. È tutto in secondo piano perché è tutto di passaggio. È I vero. miei figli rimarranno miei figli Per per sempre. tutta la vita, Perfetto. così come spero mia moglie rimarrà mia moglie per tutta la mia vita. Attenzione, perché adesso la prossima domanda è probabilmente anche un po' riferita anche alla tua storia. L'amore da colpo di fulmine esiste?
Assolutamente sì. Ma non perché insomma hai avuto un'esperienza personale, esiste secondo te in genere? No, esiste perché l'ho vissuta in prima persona e perché comunque esiste, anche perché l'amore è il motore di noi uomini, ma anche perché l'amore è quel miscuglio di emozioni che forse solo l'amore riesce a darti. È un miscuglio di gioie e dolori che possono cambiare in una frazione di secondo. È vero. È il dolore fisico per la mancanza di una persona che non riesci neanche a spiegare con le parole. L'amore è qualcosa di molto importante. E ti dà quell'adrenalina che ti porti sempre in qualsiasi momento, anche quando non ce l'hai davanti quell'amore, o sbaglio? Assolutamente, quell'amore è quello che ti permette di superare gli ostacoli, di dare di più, di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di dare il massimo per far sì che anche in amore tutti i giorni venga piantato quel piccolo fiore per far sì che possa crescere, perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni. Che poi sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata. Quindi capite bene, l'amore esiste, esiste il colpo di fulmine, chi ha la fortuna di avere un colpo di fulmine probabilmente avrà un'altra qualità sulle emozioni che dovrà andare a vivere. Beh, scoprirà un turbinio di emozioni che secondo me lo fanno entrare dentro un frullatore probabilmente. Un frullatore incredibile. Poi adesso ti ribadisco, l'amore è bello perché ti fa vivere anche queste cose, anche quando ti fa vivere dolore. Chiaro. Perché è un dolore che lo vivi solo con l'amore, in vero. un altro modo non lo senti quel dolore. Ci piace questa definizione dell'amore del nostro ospite Santo Palma. Allora Santo, come ti avevo anticipato, ho qui due oggetti, un mappamondo ed un telefono stile anni 50. Due domande inerenti appunto ai due oggetti che sono presenti in studio. Questo mappamondo ci fa immaginare viaggi, tantissime emozioni che probabilmente hai già vissuto, ma c'è un paese, un posto, un luogo dove ti piacerebbe, non dico viverci, ma di andarlo a scoprire? Sì, assolutamente, dico anche di viverci. Addirittura? Sì, ce l'ho anche in programma, non so quanti anni passeranno, però la mia vecchiaia la voglio andare Insomma, a è il vivere. viaggio dei tuoi sogni allora? Probabilmente sarà il mio ultimo viaggio, il mio viaggio definitivo. Ultimo viaggio. Quello vabbè, ultimo, dai. eccolo qui, guarda, ce l'ho proprio davanti. Dall'altra parte del mondo, Sud America, quindi Brasile. Assolutamente sì. Ho capito adesso, il Brasile, un po' legato di queste cose, ne parliamo tra poco. Intanto dimmi perché proprio Brasile. Perché amo il loro modo di vivere, amo il loro modo di vedere la vita, amo il loro modo di porsi, la loro gioia, amo la loro musica, la loro spensieratezza pur avendo 2 miliardi di problemi. E ne hanno tantissimi, molto più di noi, devo Però dire. hanno un modo di affrontarli completamente, diametralmente opposto al nostro. Riescono secondo me un po' a sdrammatizzare, anche troppo forse. No, hanno un obiettivo, sanno che la vita la devono vivere, che comunque va vissuta, indipendentemente dall'orologio, dai soldi. Sì. Purtroppo i loro cervelli non sono stati macchiati dal capitalismo come sono stati uccisi i nostri cervelli, soprattutto in Europa. È vero. Noi viviamo solo perché vogliamo un mondo pieno di consumismo, un mondo ricco. Si accontentano sicuramente molto meno. Si accontentano di vivere la vita, noi no. Noi preferiamo lavorare 30 ore al giorno per avere una macchina da 40.000 euro e magari poi non riuscire a trovare un'ora per andare a mare con i nostri figli. Ho capito. Loro hanno un concetto completamente diverso che è non solo sposo ma che è sempre stato il mio.
Brasile ci porta giustamente a pensare al beach, no? Che è uno sport che sicuramente porta tanta allegria, caratteristica proprio dei brasiliani, no? E il beach ti vede protagonista adesso con il Catania Beach Soccer e ci fa capire che forse qualche cosa dal Brasile il Catania Beach Soccer ce l'ha ormai nel suo DNA. Beh, più di qualcosa, devo dire che da quando il Catania Beach Soccer è stato fondato dal patron Bosco, cioè nel 2004, ha sempre avuto un'anima brasiliana, ha sempre avuto i migliori calciatori brasiliani, addirittura ha avuto come allenatore un brasiliano che ha vinto 5 Coppe del Mondo con il Brasile, quindi diciamo che l'anima carioca del Catania Beach Soccer è sempre stata chiara, a tal punto che in Brasile la squadra leader in Europa rimane sempre il Catania Beach Soccer. E questa è una grande soddisfazione per tutta la dirigenza, ma anche per te che adesso Catania, hai un ruolo importante. No, certo. per tutta Catania, per perché tutta Catania, la squadra del Catania Beach Soccer porta ed esporta nel mondo il nome della nostra città. È vero. Ed è un onore non solo per me farne parte e lavorarci, ma secondo me deve essere un onore anche per tutti i catanesi. Cioè riuscire a far diventare Catania un sogno per i calciatori brasiliani, beh, permettetevi di dirmi che è dirvi una bellissima cosa soddisfazione. che deve certo. riempire d'orgoglio non solo la società e la proprietà Catania Beach Soccer, ma tutta Catania. Secondo me tu ami il Brasile perché probabilmente vuoi andare a scoprire qualche altro ennesimo talento in Brasile. No, anche se il mio pensiero della mia vita in Brasile è un'altra, è quella di vivere eternamente al mare con mia moglie, tranquillamente, goderci la nostra vecchiaia, in pace, senza... È quello che io penso del Brasile nell'ultimo tratto della mia vita. Diciamo. Ho capito. Bene, parliamo adesso invece di questo telefono. Un telefono è sempre importante averlo vicino, o a casa oppure adesso con la modernità in un tascabile. Ma qual è la telefonata che avresti voluto ricevere e che non è mai arrivata? Legata allo sport? Legate in genere anche alla tua vita, non necessariamente sportiva. Beh, facciamone due allora. Facciamone due, bene. La prima la leghiamo allo sport. Bene. Di sicuro mi sarei aspettato una telefonata dal Calcio Catania. Sì. Cosa che non è mai arrivata. Perché credo di aver fatto un ottimo percorso, perché credo che dopo 22 anni che spesi all'interno di questo sport, forse l'avrei anche meritata. E non è mai arrivata. Però probabilmente fino ad oggi o è mancato qualcosa alla mia figura e alla mia persona a livello professionale per arrivare al Calcio Catania, o allora non so che pensare. Ma io preferisco pensare che è mancato qualcosa a me, probabilmente non la competenza. Bene, questa è quindi la telefonata che avresti voluto ricevere che non è mai arrivata. Assolutamente. E invece la telefonata che è arrivata e che ti ha dato una grandissima emozione e che ancora tuttora ricordi proprio le parole che arrivavano attraverso la cornetta? Quella che ho ricevuto 3 settimane fa. Addirittura, quindi una cosa recente allora? Assolutamente sì, me l'ha fatta il patron Bosco. Che diciamo spronandomi con questo nuovo incarico, perché noi ci siamo sentiti molto, io non rilascio interviste da un anno, la mia intenzione era quella di non fare più questo calcio, cioè non voglio più far calcio, quella è la mia intenzione, perché non mi riconosco più in un mondo che non ha più alcun valore, e ho detto altri no, però quando mi ha chiamato il presidente Bosco, conoscendo l'importanza... E sei anche tornato a casa, tra l'altro. A parte sono tornato al Catania, anche se è il beach soccer. Sì, ma sei tornato a casa perché 7 anni prima eri già stato lì con grandi soddisfazioni. Assolutamente sì, ecco perché è riuscito a riaccendere una passione che credevo che si stesse spegnendo totalmente. Perché ho avuto la fortuna che è una società iper professionista, una società oggi vice campione del mondo, una società che combatte a livello mondiale, europeo e italiano, una società top nel mondo. Quando pensa a un professionista come me, ti dico che in quel momento non solo mi ha riacceso la scintilla, ma mi ha ridato quella carica che in me era completamente assopita. Io non vedo più neanche partite di calcio, io non vedo più nulla. Ho capito. Quindi credevo, dico la verità, e stavo facendo tutto per staccarmi. Hai visto, quindi poi alla fine è arrivata la telefonata che ti ha dato delle belle soddisfazioni. E questa è la cosa ti dico più la verità, bella. sai, quando a maggior ragione ci ho già lavorato nel 2014, no? E io non me l'aspettavo proprio questa chiamata, no? Quando dopo 7 anni una società così importante ripensa a te, forse vuol dire che allora non solo non hai fatto male nella tua vita, ma non avevi fatto male neanche
in quell'esperienza Chiaro, lì. chiaro. E quindi sono stato orgoglioso 2 volte di questa cosa qui. Bene. Perché poi nel bici è ancora uno sport incontaminato, mentre nel calcio ormai la meritocrazia non esiste più, tutti si comprano le cariche, tutti in tutte le categorie. È ancora vergine questo mondo del Questo beach. è un mondo dove se sei vai avanti, se hai qualcosa da dare puoi andare avanti, se non hai ti fermi immediatamente. E fai altre cose. Allora chiudiamo il nostro incontro adesso con quella che rappresenta un po' la tua sensazione più forte. Tutti abbiamo nella nostra vita avuto una canzone che ci ha accompagnato e che fa da sottofondo quasi spesso nella nostra quotidianità. Ecco, in questo caso qual è la tua canzone che ti porti sempre nel cuore? Beh, una canzone che conobbi nel lontano, credo 79, Sì. perché mio cugino la cantava spesso, ma a me mi faceva impazzire. Crescendo e capendo anche il significato della canzone, non solo l'ho fatta mia, ma ho fatto sì che fosse un po' la colonna sonora della mia vita. Qual è? Che Io so pazzo Pino Daniele. di Pino Daniele. Bella, bella. Ho avuto anche la fortuna di vedere tante volte Pino Daniele in concerto. E ogni volta che c'era quella canzone immagino la Devo dire tua che quasi tutte le sue emozioni. canzoni sono straordinarie, ma quando cantava quella canzone raccontava un pezzo della mia vita, perché il bello delle canzoni è proprio questo, no? Quello che ti suscita. Certo. E a me questa che ti canzone- porti sempre, per sempre. Questa canzone, malgrado l'ascolto da Tantissimi 40 anni. anni e passa, ogni volta che la sento è un'emozione pazzesca. Benissimo, allora io mi congedo da te, ti ringrazio per essere stato presente qui all'interno di Football B-Side, ti auguro tutto il bene possibile e soprattutto adesso ci guardiamo la tua bella videocanzone che si intitola semplicemente Io so pazzo di Pino Daniele. Voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Io so pazzo. Oh, il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, sì lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta no, non mi deve condannare perché io so pazzo. Io so pazzo. E oggi voglio parlare. Metta tutto in faccio muri, so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello. E non sono meno male, sono pure diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notata. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. Io so pazzo. C'è scassato cazzo.
Il ricordo indelebile di Santo Palma, che rimarrà per sempre con noi nella nostra scatola dei ricordi. Abbiamo concluso qui la puntata odierna di Penalty, ci rivedremo la prossima settimana con l'ultima puntata della stagione, perché poi saremo di scena giorno 20 giugno presso il Teatro Garibaldi di Enna con la 10ª edizione dei Penalty Awards, e sarà un'edizione assolutamente da non perdere, perché questa sarà un'edizione dedicata interamente a Santo Palma.